Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia. Vediamo se Filippo Fois riesce a sentire il ministro delle riforme, l'ex presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Filippo, vedi se riesci a sentire il ministro, se puoi, vedo che ce l'hai proprio lì di fronte. Non so se Filippo Fois riesce a sentirmi, speriamo che si possa collegare tra pochissimo. Abbiamo sentito poco fa il discorso del ministro per la giustizia, di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio, e quindi ci ricollegheremo tra poco con Venezia appena sarà possibile. Ma intanto parliamo della bufera sull'autonomia. Ieri un importante convegno a Venezia dove ha parlato il presidente di Confindustria Nazionale Carlo Bonomi, che ha subito attaccato l'autonomia dicendo che può dividere l'Italia. Su questo ovviamente è scoppiata una grossa polemica. Vediamo il servizio dove parla anche, si sente parlare Carlo Bonomi, e poi interviene anche il presidente regionale del Veneto di Confindustria Carraro. Vediamo il servizio. Qualche riflessione la dobbiamo fare. Quando abbiamo pensato a 23 materie erano 22 anni fa. Il mondo si è trasformato. Il tema dell'autonomia entra prepotentemente nel convegno organizzato a Venezia da Confindustria su transizione e sviluppo, con gli industriali che invitano a riflettere con serietà sul percorso delle riforme istituzionali, con particolare riferimento alla richiesta del Veneto dell'autonomia sulle 23 materie. Si diceva commercio con l'estero, porti, aeroporti, grandi reti di trasporti, navigazione, coordinamento della comunicazione, produzione e trasporto dell'energia. Su queste materie dobbiamo fare qualche riflessione. Se ha veramente senso di nuovo ridurla a una microgestione o tenerle a livello nazionale. Entra nel dettaglio il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. L'autonomia va fatta, dice, ma in maniera intelligente. Allora, poi riprendiamo sull'autonomia. C'è Filippo Fois con il ministro delle riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il Presidente in questa inaugurazione intanto ha evidenziato un fatto positivo, che nonostante le tante difficoltà che può avere la sede di Venezia, tuttavia la Corte d'Appello, il Tribunale, insomma il sistema giudiziario in generale si è dimostrato molto virtuoso. Certo, questo non ci può esimere dalla responsabilità di migliorare una situazione che è davvero disagiata per quello che riguarda la struttura di questa città, il problema infrastrutturale. E mi auguro che, come lo stesso Presidente ha detto, si possa, anche attraverso i fondi del PNRR, migliorare la situazione sotto tutti questi profili che riguardano l'infrastruttura e quindi la difficoltà di raggiungere la sede, ma di mettere fine a un problema purtroppo storico che riguarda la carenza di personale sia dei magistrati ma anche del personale amministrativo. Noi lavoreremo in questa direzione per migliorare non l'efficienza, perché abbiamo visto che i nostri magistrati nonostante tutto hanno risposto, ma quantomeno per agevolare un lavoro che già di per sé è un lavoro difficile e vitale per tutti i cittadini.
Grazie, la ringrazio. Ringraziamo la senatrice Casellati. Noi ci spostiamo adesso per farvi vedere una cosa, perché devo dire, gli altri anni non era successa, certo non c'era il Ministro della Giustizia, ma sostanzialmente molti dei partecipanti all'inizio della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in Veneto si sono trasferiti, per così dire, in Camera di Consiglio proprio con il Ministro Nordio per una conversazione più raccolta, diciamo più privata. Questo significa, ci viene da pensare proprio che effettivamente il Ministro, che come sapete conosce benissimo la situazione di Venezia e che ha detto anche del fatto che c'è un dossier specifico sulle difficoltà che sta vivendo dal punto di vista del personale questa sede giudiziaria, voglia proprio mettere a punto quello che il piano per riuscire, insomma, a riportare il personale in questa sede, che è una sede obiettivamente disagiata. Io devo dire che qui sostanzialmente oramai non è rimasto praticamente più nessuno. Tutti sono andati in Camera di Consiglio, per cui restituirei la linea. Bene, grazie a Filippo Fois, che giustamente non ha chiesto al Ministro per le riforme Casellati del presidenzialismo, dell'autonomia, perché oggi il tema era l'amministrazione della giustizia. Ma all'autonomia torniamo subito, perché vi dicevo in apertura che è bufera dopo le dichiarazioni del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che abbiamo sentito. Sentiamo cosa ha detto ieri in questo convegno di Venezia il presidente regionale di Confindustria Enrico Carraro. Sulle 23 temi, sulle 23 materie, alcune secondo me abbiamo avuto evidenza anche dopo la crisi energetica, dopo la pandemia, che vanno quantomeno al limite trattate a livello nazionale, se non altre anche, e parlo di energia, a livello sovranazionale, mentre su alcune cose potremo andare incontro a un maggiore efficientamento burocratico, snellimento dell'amministrazione, tutte quante queste cose che poi danno anche maggior spazi di sviluppo alle imprese. Tante le sfide di problemi urgenti da affrontare, incalza il leader di Viale dell'Astronomia, rivolgendosi nell'auditorium delle Procuratie Vecchie al ministro Calderoli e ai governatori di Veneto e Campania. Noi non possiamo permetterci, in una discussione molto seria come quella che stiamo affrontando, di minare la coesione nazionale. Perché io non vorrei che regioni, paese si dividano in una discussione sulla devoluzione. È un rischio che dobbiamo evitare ad ogni costo. Questo paese non si può dividere, ha dei problemi urgenti da affrontare. E davvero molte critiche in Veneto al discorso di Carlo Bonomi, che ha parlato di un'Italia che potrebbe essere divisa dall'autonomia, che è una riforma rischiosa, che ci potrebbe rimettere lo sviluppo economico, e non tenendo conto di quanto si è detto e si è ribadito in questi ultimi anni da tutte le parti, che l'autonomia non è la secessione dei ricchi, non toglie nulla a nessuno, non è una sottrazione di potere. Ovviamente non poteva non replicare subito ieri, dopo le parole di Bonomi, il presidente Luca Zaia. Sentiamo. A me non risulta che i paesi che hanno l'autonomia si siano spaccati, pensate alla Germania, gli Stati Uniti, la Svizzera, o peggio ancora abbiano avuto una recessione economica. Se gli industriali chiedono di escludere dal percorso dell'autonomia differenziata alcune materie, nella fattispecie quelle che riguardano l'energia, il presidente Zaia va avanti per la sua strada tracciata ormai da anni, all'indomani del referendum sull'autonomia, aprendo alle modalità, alla forma più che alla sostanza. Siamo assolutamente d'accordo rispetto al tema della gradualità nell'ottenimento delle materie, però è pur vero che tutto questo è scritto in Costituzione, non è una nostra invenzione. Disponibile al confronto, si è detto da subito il ministro Calderoli, il paese non si spacca, ribadisce l'iter è noto, ogni regione potrà scegliere per le funzioni per le quali chiedere maggiore autonomia. Ci sarà un governo che deve rispondere sì o no, un Parlamento che esprime un parere e poi alla fine un voto a maggioranza assoluta del Parlamento. Si chiama differenziata proprio perché va
gestita e portata avanti cum grano a salis. Unità per il sistema scolastico che deve essere nazionale, unità nelle prestazioni sanitarie, ribadisce invece il presidente della Campania Vincenzo De Luca, per il quale i livelli assistenziali delle prestazioni devono essere definiti da un organo tecnico terzo. Per quello che riguarda la Campania, noi siamo per dare una lettura dell'autonomia differenziata in termini di burocrazia zero. Agli imprenditori non interessa sapere chi ha la competenza su questa o quella materia, interessa avere tempi rapidi di decisione e certezze. Replica Zaia: se il Sud oggi è la rappresentazione dell'Italia a due velocità, non è per colpa dell'autonomia ma del centralismo. E io direi di sentire nei dettagli questo scontro tra il governatore della Campania e Luca Zaia, che ha parlato dicendo: ma noi, io e te siamo gemelli siamesi. Sentiamo. Dicendoti una roba, noi siamo come i gemelli siamesi, anche se non ci somigliamo. Siamo come i gemelli siamesi. La vita di uno è la vita dell'altro, la morte di uno è la morte dell'altro. Cioè, è inconcepibile pensare, ma guardate, io poi potrei liquidare, e ringrazio per l'applauso, però vorrei dire una roba. Cioè, pensare che possa esserci dietro il progetto dell'autonomia una roba da carbonara per dire questi glieli diamo all'Africa, a me viene da ridere. E se volete, al di là dell'aspetto etico che è fondamentale, cioè i cittadini sono tutti uguali, ce n'è anche uno, fra virgolette, opportunistico. Se il Sud continua a far buchi, li dobbiamo pagare noi. Cioè, quindi per noi è un investimento comunque fare in modo che il Sud si riscatti. Questo deve essere chiaro. Io ringrazio il ministro Calderoli, perché, ma senza fare l'avvocato difensore, cioè, siccome l'autonomia parte dal Veneto, è inutile, noi abbiamo tentato 3 volte il referendum. Se si fa il referendum in Veneto, se si è fatto nel 2017, il 22 ottobre, è perché la Corte Costituzionale ha detto a noi che potevamo andare al referendum, perché l'allora governo Renzi ci impugnò il referendum. E questo, avete visto, proprio era il battibecco tra Zaia e De Luca. C'è un'altra polemica in corso, che è quella sulla partecipazione a Sanremo del presidente ucraino Zelensky. Davvero è una polemica assurda, secondo noi, perché con tutto quello di cui si deve occupare la politica ci si concentra sul sì o no alla partecipazione del presidente ucraino a Sanremo. È qualcosa di incredibile. Addirittura vi mostro il titolo di apertura del Corriere della Sera, il più importante quotidiano nazionale, che titola Zelensky a Sanremo e scontro, con tutte le dichiarazioni di Carlo Calenda, di Matteo Salvini, di Giuseppe Conte, che sono contrari alla partecipazione, mentre altri partiti invece sono invece favorevoli. È qualcosa di veramente sconcertante, ma vedo Filippo Fois in diretta da Venezia col procuratore capo della Repubblica Bruno Cherchi. A te la linea, Filippo, grazie. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo proprio col dottor Cherchi, che gentilmente ci ha atteso, perché come vedete alle nostre spalle oramai non è rimasto più nessuno. La cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2023 si è aperta con dei dibattiti diciamo piuttosto vivaci, a partire dalla carenza di organico oramai strutturale di cui patisce il Tribunale di Venezia. Parliamo tra il 40 e il 50% tra amministrativo e magistratura. Beh sì, è un problema ormai vecchio, noto, e che speriamo finalmente possa essere, anche con i fondi che arrivano dall'Europa, possa essere, se non risolto, perlomeno messo in cantiere effettivamente, perché, ripeto, di questo dato se ne parla da anni, però il contributo conseguente finora è mancato. Perché è così difficile risolvere anche problemi che apparentemente sembrano banali? Per esempio la figura del motoscafista. Qua ci sono 2 motoscafi per trasportare i faldoni, eppure non è prevista negli organici del Ministero, eppure questo tribunale non esiste da ieri.
Beh, il Ministero su queste cose è un po' lontano effettivamente, queste sono cose che si possono risolvere facilmente. Il problema forse deve essere affrontato però nel suo complesso, cioè la carenza di personale non è solamente un problema generale peraltro di tutto il Paese, per il Veneto e per Venezia è particolare e quindi se si vuole che la giustizia funzioni è necessario avere le risorse economiche, perché poi di questo si deve parlare. Se mancano o vengono diversamente individuate le spese da fare, il problema non verrà mai risolto. Spesso si parla della differenza tra sicurezza e percezione della sicurezza nei cittadini, nel senso che i cittadini spesso sono più preoccupati di quello che serve, però dai dati che sono stati diffusi ieri dalla Corte d'Appello, reati contro il patrimonio in Veneto sono in grosso aumento, per esempio le rapine e i furti. Beh, soprattutto i furti più che le rapine. È vero che c'è un problema di percepita ed effettiva, perché l'effettiva sono i reati che vengono accertati, quella percepita è la sensazione che il cittadino ha e che vede e sente quello che gli è più vicino, quindi magari c'è una sensibilità maggiore per il furto rispetto alla criminalità organizzata che chiaramente si fa vedere meno. Ecco, proprio la criminalità organizzata è impegnato a lungo, la magistratura a Venezia continuerà a farlo, ci sono diversi processi perché mafia, 'ndrangheta e camorra oramai sono radicate, non sono infiltrazioni in Veneto. Certo, allo Stato ci sono diversi processi sia a Venezia che a Padova che a Verona, soprattutto sulla 'ndrangheta abbiamo già molte sentenze addirittura di Corte d'Appello e di Cassazione per quanto riguarda le misure cautelari che ormai hanno ratificato l'esistenza di ndrine calabresi stabili nel Veneto, quindi il problema c'è e cerchiamo di affrontarlo con le non molte forze che abbiamo. Direttore, ci sono domande? Volevo complimentarmi con il procuratore capo per il lavoro straordinario che sta svolgendo e ho trovato fondamentale quanto ha detto l'altro giorno sulla collaborazione dei cittadini per quanto riguarda Santa Maria di Sala, nel caso specifico il cittadino, l'architetto veneziano che ha denunciato la presenza di una richiesta di mazzette. Ecco, trovo che questo sia un punto fondamentale al di là della riforma della giustizia. Al di là della riforma della giustizia, dice il direttore, la collaborazione dei cittadini così come è avvenuto a Santa Maria di Sala. La collaborazione dei cittadini è fondamentale perché sono quelli per la quale esiste la giustizia, ma è anche vero che ci deve essere uno scambio reciproco, nel senso che l'attività soprattutto inizia se c'è una partecipazione alla vita democratica e la partecipazione alla vita democratica significa anche una partecipazione alla giustizia e non solamente attraverso i dati formali ma anche nell'attività quotidiana. Per quello che riguarda le intercettazioni ci sarebbe stata un'inchiesta come quella di Santa Maria di Sala con le riforme che sono all'orizzonte? Secondo me su questa storia delle intercettazioni si sta facendo anche della polemica inutile perché nessuno mette in discussione la necessità delle intercettazioni, il problema è l'uso delle intercettazioni. L'uso delle intercettazioni stimola soprattutto la polizia giudiziaria ma anche i magistrati ad una elevata attenzione e ad una significativa capacità di valutazione, lì il problema. L'intercettazione è necessaria per trovare la prova, non di per sé perché è la prova. Primo problema. Secondo problema, non è solo un problema di intercettazioni, ma le intercettazioni non devono uscire sui giornali e sulla stampa. I processi si fanno in tribunale, quello che emerge dalle intercettazioni, che perso sono dati di vita privata, non devono entrare nei processi. Io penso che con una professionalità adeguata da parte dei magistrati, soprattutto dei magistrati del pubblico ministero, tutto ciò non accadrebbe. C'è un problema di professionalità, questo bisogna dirlo, io mi auguro che ci siano gli interventi normativi anche per individuare esattamente quali sono i criteri di professionalità che deve avere un pubblico ministero, che non possono essere lasciati semplicemente a circolari del Consiglio Superiore. È necessario che il legislatore si faccia carico di dare delle regole puntuali che poi vengano osservate. Grazie Bruno Cherchi, gentilissimo, ci ha aspettato. Buon lavoro. Grazie.
Eccoci, direttore, come vedi qua siamo rimasti adesso praticamente da soli, anche il ministro Carlo Nordio che ha preso la parola nel corso della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, ha annunciato tra le altre cose proprio l'esistenza di un fascicolo, di un dossier Venezia, un dossier che è proprio dedicato alle difficoltà che sta vivendo questa sede della magistratura. Come dicevamo prima, c'è una carenza di organico molto forte che va dal 40 al 50%, sia per quello che riguarda il personale amministrativo che per quello che riguarda i magistrati. Tra l'altro una cosa che raramente avevo visto, ma è la prima volta che partecipo a un'inaugurazione di anno giudiziario con un ministro della giustizia, e che poi più o meno tutti i partecipanti si sono ritirati in Camera di Consiglio, qui alle mie spalle, assieme al ministro, evidentemente per discutere a quattro occhi di quelle che sono le esigenze più pressanti. Filippo, ti ringrazio molto, e in sostanza si è parlato prevalentemente della carenza del personale, no? Del 30% a Venezia, insomma è una carenza che si riflette poi sui tempi della giustizia. Mi pare fosse questo un po' il clou dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sì, naturalmente non sono mancati comunque anche quello che è il dibattito sulle riforme della giustizia di cui si sta parlando. Da questo punto di vista, ed è un po' un cavallo di battaglia del ministro della giustizia Nordio, è il fatto che noi siamo uno Stato costituzionale repubblicano da oramai 80 anni, eppure abbiamo ancora un codice penale che porta la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III. Da questo punto di vista, lui dice, c'è una contraddizione proprio strutturale tra quella che è la nostra Costituzione, quindi la fonte legislativa più alta, e quello che poi è il codice penale, che invece deriva dagli anni 30. Per cui diciamo che le riforme sono necessarie, dice lui, anche per questo, e comunque si tratterà di riforme che saranno ampiamente condivise anche con tutte le categorie chiamate in causa. Ti ringrazio Filippo, grazie molte, buon lavoro, buon lavoro. E restiamo in qualche modo nell'ambito della giustizia, perché abbiamo parlato questa mattina con Daniele Pellicciardi, che è stato ospite di Mirella Tuzzato a Sveglia Veneti e ha avuto a che fare con la giustizia, suo malgrado. Daniele Pellicciardi, se non altro per quanto ha riguardato gli assassini del padre e della madre a Gorgo al Monticale. Poi anche una vicenda davvero sconcertante, quella del pagamento delle tasse delle spese giudiziarie, che secondo l'Agenzia delle Entrate sarebbe spettato a lui. Per fortuna poi la questione si è risolta. Sentiamo l'intervista di Lina Paronetto. Daniele Pellicciardi, superata la vicenda della cartella esattoriale, abbiamo visto. Sì, dai, è superata, è andata bene. Siamo riusciti a ottenere quello che si voleva, abbiamo fatto un po' di confusione, ma insomma questa è servita perché le cose vadano tutte bene. È servito per riparlare anche di questo tema, come è capitato a lei, magari poteva capitare ad altri. Sì, esatto, insomma prima di pagare bisogna sempre vedere il perché bisogna pagare e se è possibile non pagare. Questo è. Dopo purtroppo c'è tanta gente che per paura paga subito, e questo diciamo è a favore dello Stato. Io sono andato a fondo di questa roba, insomma sapevo che non dovevo pagarla, grazie anche al mio avvocato, e siamo riusciti a ottenere un buon risultato. Certamente l'opera sua è dell'avvocato, e poi insomma la politica trevigiana si è in qualche modo mossa, ci si è un po' risentiti, un po' vergognati di questa stortura. Sì, ho sentito, sempre tramite il mio avvocato, che insomma si erano fatti sentire un po' di personaggi della politica, e insomma grazie anche a loro insomma siamo riusciti a ottenere il risultato buono. E si è riparlato del vostro caso, perché è anche giusto ricordarlo e ricordare che bisogna sempre investire in sicurezza. Sì, certo, la sicurezza è in primo piano. Diciamo che ricordare non sarebbe proprio un mio desiderio, ecco, sarebbe quello di dimenticare, non dei miei genitori ma del fatto. Però parlarne può essere un segno che bisogna continuare sempre a battere sul discorso sicurezza, bisogna essere sicuri di essere nelle proprie case e sicuri delle forze dell'ordine che ci siano, e questo dà un senso di sicurezza alla gente.
C'è un gran dibattere sulla giustizia in questo momento, anche sull'uso delle intercettazioni, che erano state utili anche in quell'occasione lì. Sì, sento il ministro Nordio che sta parlando di queste intercettazioni. Come dice lui, insomma, se servono per un buon fine, sono utili. Dopo è chiaro che non bisogna generalizzare e lasciare la propria libertà alla gente. Però, insomma, io credo nel ministro Nordio perché, insomma, lo ritengo una persona valida per quel ruolo e speriamo che, insomma, le cose vadano nel verso giusto. E si fa tanto parlare anche di riforma della giustizia, no? Diventa un po' più difficile perseguire i reati. Questo magari le mette un po' di timore, vediamo anche gli avvocati un pochino preoccupati. Sì, ecco, la giustizia vuole rivista, perché anche le forze dell'ordine lo prendono oggi, domani sono già fuori. C'è qualcosa che non va nelle leggi, bisogna cambiare quelle, bisogna far sì che anche invogliare le forze dell'ordine a fare il proprio dovere e a prendere la gente e a essere sicuri anche perché rischiano. Prima di tutto rischiano la propria vita e rischiano anche il posto di lavoro e hanno famiglie da mantenere, questo è il punto. Per cui loro prima di agire ci devono pensare. Ecco, loro non devono pensare di agire, devono agire senza pensare ma e dopo se succede questo o quell'altro. Devono essere tranquilli, lavorare in tranquillità e questo deve esserci delle buone leggi, devono esserci delle buone leggi. Lei come sta? Come sta la sua famiglia? Ma io sto bene, la mia famiglia sta bene, l'importante è questo. Daniele Pellicciardi, intervistato da Lina Paronetto. Tra poco ci colleghiamo con Lucio Zanato per un presidio davanti alla sede Ater di Treviso da parte degli esponenti della sinistra. Vedremo di cosa si tratta. Intanto, sempre per restare nell'ambito della giustizia, clamorose dichiarazioni del giudice Scarpinato che in televisione ha detto Matteo Messina Denaro è stato protetto per anni dallo Stato perché se dovesse parlare si tratterebbe di una bomba atomica. Vediamo questo brano delle dichiarazioni. Serviva e poi andava per i fatti suoi. Secondo, non si tratta di poche migliaia di persone. Qua dobbiamo capire che la latitanza non si è protratta tutto questo tempo perché c'erano i paesani che lo proteggevano. Chi lo proteggeva? Delle condanne definitive di esponenti delle forze di polizia impegnati nelle investigazioni che gli facevano sapere dove erano le microspie, dove erano le telecamere che dovevano inquadrare la sua uscita. Ci sono stati degli arresti. Matteo Messina Denaro è uno dei pochissimi che se parlasse costringerebbe questo paese a fermarsi a riscrivere la sua storia, perché racconterebbe cosa c'è stato dietro le stragi del 92 e del 93 ed è stato protetto fino ad ora proprio perché è uno che ha una bomba atomica, c'è un dito che se preme il grilletto fa saltare il paese, come Graviano, come Bagarella. Matteo Messina Denaro ha goduto di alte protezioni interne allo Stato per questo motivo. C'è stato naturalmente il supporto logistico del territorio, ma quanti mafiosi hanno avuto un supporto logistico come quello di Matteo Messina Denaro sul territorio? Noi li abbiamo presi dopo 5 anni, 20 anni, 15 anni, in poco tempo. Non si dura 30 anni se non si ha come Riina, come Provenzano e come Matteo Messina Denaro un sistema di protezione all'interno delle istituzioni che ti consente di restare latitante tutto questo tempo. Smettiamolo con questa narrazione di Matteo Messina Denaro paesano che viene protetto da quelli di Campobello. Impressionanti le dichiarazioni del giudice Scarpinato. Lo Stato lo ha protetto per 30 anni perché se parla potrebbe essere una bomba atomica. Probabilmente c'è stata una trattativa, sostengono tante fonti, tra lo Stato e la mafia che si sono accordati sulla liberazione. Vediamo Lucio Zanato in diretta da Treviso sullo scontro e i problemi delle case popolari Ater. A te la linea, Lucio. Si è frizzato. Vabbè, riproviamo a collegarci di nuovo con
con Lucio Zanato. Ecco, mi pare che... Vai Lucio, ti sentiamo e ti vediamo. Vai. Ecco. Perfetto, allora dicevamo siamo all'esterno dei Vigili Urbani qui del Comando dei Vigili Urbani di Treviso, siamo con Coalizione Civica, siamo con Gigi Calesso perché voi volete protestare sulla decisione di gestire le case popolari non solo dell'Ater ma anche del Comune. Sì, noi siamo qui perché come saprete, come sapranno anche i telespettatori, l'ufficio casa del Comune di Treviso è stato trasferito qui con una decisione che a noi pare discutibile perché non comprendiamo bene il motivo di questa che sembra quasi una militarizzazione dell'ufficio casa. Ma al di là di questo noi siamo qui per dire che a Treviso l'emergenza casa c'è, l'emergenza casa è adesso, gli sfratti ci sono e la disponibilità di alloggi popolari purtroppo è insufficiente per fare fronte a una situazione del mercato della casa che rischia di privare dell'abitazione un numero sempre maggiore di giovani, di pensionati basse, di persone con basso reddito o con carichi familiari elevati. Noi crediamo che l'Ater e il Comune di Treviso in questo momento possano e debbano fare di più. Debbano fare di più stanziando fondi il Comune per il pagamento delle bollette e per sostenere gli affitti. È un problema, qualche chiedendo problema. alla Regione Veneto. Qualche problema nel collegamento. Siamo tornati? Sì, adesso di nuovo, vai Lucio di nuovo, grazie. Allora, ecco, direttore, facciamo così, io riprovo a collegarmi, adesso quindi scollegatemi per qualche secondo che poi ricomincio la procedura e ci ricolleghiamo tra qualche istante. Benissimo, così ci dici anche della polemica sui servizi Ater che in base a un bando del Comune potrebbero essere utilizzati solo dai residenti del capoluogo. Pubblicità, torniamo subito, state con noi, Focus TG. Di nuovo Focus TG con in regia Renato Cappoia e Francesco Ceron questa mattina. Ha fatto una grande impressione l'incidente che purtroppo è accaduto a Roma e vediamo qui la prima pagina del Messaggero, la strage dei ragazzini, schianto dopo la festa. Sono morti in 5, erano amici sulla Nomentana, Valerio, Giulia e gli altri, ecco chi sono le vittime, una 500 a folle velocità che si è schiantata prima contro un palo, poi contro un albero, 5 ragazzi morti ed è un continuo, è una tragedia continua sulle strade del nostro paese e anche purtroppo in Veneto. Nella notte c'è stato un incidente stradale a Monteviale, nel Vicentino, un'auto con militari americani è finita rovesciata in un canale. Vediamo il servizio. Monteviale. Sono stati fortunati i 4 occupanti di una Toyota Corolla che, uscita autonomamente di strada, è carambolata in viale Zileri. I passeggeri, cittadini statunitensi acciaccati, sono usciti illesi dal veicolo, che ha concluso la sua corsa rovesciato fuori strada dentro un canale di irrigazione agricolo che scorre sul fianco della carreggiata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 5 di stanotte. Sul posto il personale sanitario del SUEM che ha prestato le prime cure, i carabinieri della SETAF e la polizia militare statunitense. In soccorso anche i vigili del fuoco che hanno recuperato l'auto e messo in sicurezza l'area. L'intervento si è concluso verso le 7. Andiamo anche ad Arzignano, altro incidente stradale, vediamo. Incidente stanotte poco prima delle 3:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Restena, ad Arzignano, per il rovesciamento di un'auto nel fossato che fiancheggia il piano stradale. Ferito il conducente che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito all'ospedale di Arzignano. Sul posto i carabinieri per eseguire i rilievi, al vaglio le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Eccoci di nuovo in diretta con Focus TG. Andiamo a Belluno dove abbiamo intervistato il Mario Pozza, presidente di Union Camere. Lo ha sentito Fabio Fioravanzi. Vediamo.
Grazie per la linea, siamo a Belluno, ma parliamo anche di Treviso dopo? Ma volendo si può parlare anche di Treviso, dipende da chi guida no, il microfono. Detto da due trevigiani, tra l'altro, sembra. Ma partiamo da Belluno. Abbiamo proprio alle spalle il manifesto di Olimpiadi Milano Cortina 2026. Avete presentato a Belluno il programma del 2023. È un 2023 già fatto pensando, guardando al 2026? È un programma che va in continuità. Abbiamo iniziato già nel 2021, nel 2022 si è concretizzato, nel 2023 continua. Posso citare un esempio, Generazione 2026, quest'anno avrà ancora maggiore impulso proprio nel bellunese, perché ci stiamo avvicinando a questa tappa importantissima. Una cosa che hanno detto, che mi ha colpito l'altro giorno, è il fatto che, ricordiamo, la Camera di Commercio non ha entrate dallo Stato, la finanziano i soci, chi versa la quota associativa. Esatto. Che è già stato, chiedo scusa, che è stato già tagliato al 50%, e avete avuto 2 vittorie economiche incredibili. Sì, ci sono state 2 vittorie, la prima è proprio quella che la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, nonostante il parere sfavorevole del collegio sindacale, che ogni volta che noi accantonavamo i soldini da mandare a Roma in un conto dedicato. Tra i pochi, convinti di aver ragione, a non averli proprio mandati a Roma, quindi sono rimasti... No, non li abbiamo mandati, e ho detto quando ho iniziato questa partita che se ci costringevano mi incatenavo davanti alla Camera di Commercio. Perché? Che miseria, che cosa ci siamo persi, non sei neanche incatenato. Perché? Perché sono soldi delle imprese che devono rimanere nel territorio, e la Corte Costituzionale... Scusa, siccome c'è il segretario che c'ha ragione, no, perché sono in quadri, Stefano, perché lui giustamente ha detto, da segretario della Camera di Commercio è felice di aver vinto contro lo Stato. È felice perché... Giustamente, diamogli merito, è sorridente giustamente. È la vittoria del segretario, dell'apparato tecnico, se così vogliamo chiamarlo, ma anche c'è una condivisione, un progetto e un tema quale la dirigenza ha sempre sostenuto in questa consigliatura e nella nuova. Perciò direi che è una vittoria a 360 gradi. La seconda vittoria invece è trevigiana. La seconda vittoria sì, è trevigiana. Perché visto che abbiamo un pubblico anche trevigiano, andiamo a dire la vittoria trevigiana. È trevigiana perché, scusa, qual era la seconda? Cassamarca. La Cassamarca. È più trevigiana la Cassamarca, voglio dire, cioè, presidente, da trevigiano si dimentica. No, la Cassamarca lì è stata direi un accordo che si è trovato tra istituzioni, ovviamente grazie al Tribunale era la soluzione migliore per evitare di andare avanti altri 10 anni. 2 enti come la Camera e la Fondazione non potevano continuare a farsi guerra, tra virgolette, ognuno voleva far valere le proprie ragioni. Stiamo parlando della sede della Camera. Allora dobbiamo rientrare e ripartiamo dalla situazione drammatica dei 472 lavoratori della Safilo, perché a Longarone l'azienda ha fatto sapere che potrebbe dover ricorrere alla chiusura di questo stabilimento importante, di un colosso della occhialeria. Sentiamo il servizio di Tiziana Bolognani. Che faremo tutto quanto il possibile per la salvaguardia di questa fabbrica, anche blocchi stradali, anche proteste il più eclatanti possibili, perché non possiamo neanche pensare di perdere questo stabilimento. Clima teso, rabbia, volti scuri. Safilo, per bocca della D. Angelo Trocchia, ha dato mandato al proprio management di esplorare soluzioni alternative per lo stabilimento di Longarone. Tradotto, si chiude. Il colpo di mannaia è stato sferrato ieri sera con un comunicato sibillino al termine di un incontro all'unità di crisi della regione convocato dall'assessora Elena Donazzan. Il stabilimento è stato costruito con i soldi di 2000 morti. Con i soldi di 2000 morti è stata costruita questa baracca qua. E ieri abbiamo assistito a una replica del disastro del Vajont, perché se facciamo una computazione di tutti quanti i lavoratori che sono usciti fuori dagli stabilimenti di Longarone
non siamo tanto distanti. Più di 470 lavoratori attualmente occupati, nei tempi d'oro furono 1300, 500 i posti persi nel 2019 durante la crisi finanziaria profonda del gruppo. Ma Longarone è un unicum. Rispetto alle altre aziende nello stabilimento ci sono i reparti di galvanica e di verniciatura. Qui si è sempre avuta una produzione di qualità e di eccellenza. Oggi a botta calda la prima e ineludibile decisione delle organizzazioni sindacali che hanno convocato l'assemblea dei lavoratori e proclamato lo sciopero. Questa qui è una tragedia. E se noi andiamo a fare i conti rispetto a quello che è successo negli ultimi 4 anni, ma rispetto anche a quello che è successo in uno stabilimento qui vicino, mi riferisco alla Diab, qui abbiamo perso centinaia di posti di lavoro. Quindi oggi quest'area qui può diventare un problema serio legato anche a un problema sociale. Noi troviamo incomprensibile questa scelta imprenditoriale e lo combatteremo con tutti i mezzi fino alla fine. Quello che chiediamo è che con noi si schieri sia il presidente della provincia, che è anche il sindaco di Longarone, ma anche il presidente della regione Luca Zaia, ma più fortemente ancora il governo italiano, perché anche nell'emblema di questa azienda qui lo dice chiaramente che è una lavorazione fatta in Italia. Qui è una situazione difficilissima a Longarone. Intanto una gara di solidarietà all'Electrolux. I lavoratori e lavoratrici donano le proprie ore di ferie permessi a una collega che deve assistere la figlia malata. Pensate che in soli 3 giorni i lavoratori hanno donato 170 ore di ferie e di permessi. Andiamo a Padova, dove c'è, vedo Chiara Gaiani, una vicenda, quella della morte del giovane Oussama, annegato nel Brenta, di cui si sta ancora parlando. Oggi ci sarà una manifestazione a Padova. A te la linea, Chiara. Un buongiorno da Padova a te e anche ai telespettatori. Ci troviamo con Luca Lendaro dello Spazio Catai, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, perché oggi alle 14 dalla stazione partirà un corteo per chiedere verità e giustizia per Oussama Ben Reba. Chi era Oussama Ben Reba? Un giovane di 23 anni di nazionalità tunisina che da Padova viveva da circa un anno. Durante un controllo di polizia il 10 gennaio sull'argine del Brenta a Ponte Vigo d'Arzere, per sfuggire al controllo della polizia, Oussama Ben Reba si è lanciato nelle acque gelide del fiume Brenta ed è stato purtroppo ripescato senza vita il giorno dopo. Una vicenda che ha scosso profondamente la città. Voi oggi scendete in piazza, una manifestazione che era stata più volte annunciata e anche adesso insomma si fa circa un mese da quel tragico episodio. Perché scendete in piazza? Perché il coordinamento antirazzista italiano, che è un insieme di realtà di tutto quanto il paese che portano avanti delle pratiche appunto antirazziste, ha deciso di convocare questa manifestazione per mostrare solidarietà alla famiglia di Oussama e soprattutto per dire che non è una fatalità quello che è successo. Quello che è successo alla fine di Oussama purtroppo è invece l'esito di un sistema che è strutturalmente discriminatorio e anche razzista nei confronti delle persone immigrate. Oussama è morto durante un controllo di polizia e non è la prima volta che accade anche nel Brenta. Pensiamo a Kadim Kole che ha fatto la stessa tragica fine proprio sfuggendo da un controllo di polizia, perché altrimenti sarebbe stato probabilmente rimpatriato, rinchiuso in un CPR dove anche trovano la morte moltissime persone. E quindi oggi diciamo no al razzismo istituzionale e mostriamo solidarietà per dire che queste morti e anche questi fermi così violenti della polizia devono finire. Ecco, all'inizio si era parlato anche di violenza nei confronti di Oussama da parte degli agenti. 2 testimoni dicono che non è stata fatta nessuna violenza, anche l'esame autoptico poi ha sancito insomma che la morte è stata una morte per annegamento. È comunque un problema quello di giovani come Oussama, che tra l'altro aveva, ricordiamolo, un bambino di circa un anno, che purtroppo non trovano spazio all'interno della società e magari si rivolgono allo spaccio, alla vita insomma sotto banco. Certo, è un sistema che ti porta spesso e volentieri a vivere in condizioni di marginalità e di ingiustizia, e quindi poi ad avere, anche se non sei in alcun modo delinquente, in alcun modo questo stigma. Ebbene, a noi non interessa entrare nel merito del fatto che si è buttato, l'hanno buttato. Il problema è domandarci perché
è successo questo, perché continua a succedere e come fare in modo che non succeda più. Per questo diciamo che il razzismo purtroppo è istituzionale, non è un fatto di singoli atti o singoli episodi, è un problema strutturale e deve essere affrontato come tale. Ecco, chiudo chiedendoti un'ultima cosa, resta però un problema di sicurezza all'interno delle città. I cittadini chiedono che si possa camminare tranquilli, che sia garantita anche la sicurezza all'interno delle città. Come si possono far conciliare le due richieste? Ma il problema della sicurezza è un problema della vivibilità dei quartieri, del fatto che le città devono essere accessibili a tutti, non devono essere discriminatorie nei confronti di chi è straniero, nei confronti di chi non può permettersi di vivere in centro o di consumare determinati beni. Le città devono essere sicure perché sono vivibili, perché hanno i servizi garantiti, la salute garantita, la sanità, un lavoro dignitoso. Questa è per noi la sicurezza di cui c'è bisogno. Ecco, non so se ci sono domande da studio, se no ringrazio davvero Luca Lendaro per essere stato con noi di Spazio Catai. Noi ovviamente alle 14 seguiremo la manifestazione con il collega Cristian Roca Allende, quindi davvero se non ci sono domande da Padova restituisco la linea. Grazie molte a Chiara Gaiani. Dovremmo essere in grado di ricollegarci con Lucio Zanato a Treviso per la questione case popolari. Di nuovo a te Lucio. Grazie, ci siamo spostati, evidentemente ci sono problemi di copertura di segnale. Allora, Gigi Calesso, quali sono le vostre proposte per le case popolari? Le nostre proposte per le case popolari vertono sulla necessità di ristrutturare il maggior numero di alloggi popolari disponibili, sia di proprietà del comune che di proprietà dell'ATER, per rassegnarli il più rapidamente possibile e far fronte all'emergenza che sta crescendo in città. La seconda proposta è quella che il comune stanzi dei fondi, come ha fatto ad esempio il Comune di Verona, per sostenere chi ha un affitto troppo alto, chi ha bollette troppo alte da pagare e che anche l'ATER si faccia carico di un'azione per evitare che ci siano anche degli affittuari dell'ATER che si trovano nelle condizioni di non riuscire a pagare le bollette o gli affitti. Si tratta di scelte politiche nette che chiedono al Comune e all'ATER di mettere a disposizione le loro risorse in maniera prioritaria rispetto a un problema che è vitale per tanti cittadini, per tanti anziani con la pensione bassa, per tanti giovani lavoratori precari o a basso reddito, per tante famiglie numerose. Ecco, però ad esempio il Partito Democratico attraverso il consigliere Zanoni dice anche di rivedere la graduatoria e di aprirla a tutti, non solo ai residenti del Comune di Treviso, perché sarebbe discriminatorio. Che il regolamento per l'assegnazione degli alloggi popolari del Comune di Treviso abbia dei limiti, questo lo sappiamo bene. Ad esempio il limite di vivere da un determinato numero di anni in città, come se non sapessimo che la mobilità territoriale è in aumento e che quindi ci troviamo con persone che magari fino all'altro giorno vivevano a Villorba, non in chissà quale altra parte del mondo, e possono essere esclusi dalle graduatorie. E questo riguarda anche il problema che pone il consigliere Zanoni, del fatto che solo i cittadini residenti a Treviso possono usufruire dell'assistenza dell'ATER per la presentazione della domanda. Si tratta di discriminazioni assolutamente assurde che servono solo per creare problemi a persone che hanno oggi concretamente il problema di trovare un alloggio e che non sono nelle condizioni di ricorrere al mercato delle locazioni e tantomeno a quello degli acquisti. Il mercato delle locazioni in città è sostanzialmente bloccato, per chi ha un reddito basso acquistare la casa è praticamente impossibile. L'alloggio popolare diventa uno strumento sociale per fare in modo che tanti giovani possano formarsi una famiglia grazie alla disponibilità di un alloggio, che tanti anziani con una pensione bassa possano disporre di un alloggio. Si tratta di uno strumento di welfare, non di uno strumento solamente per eliminare il problema dei senza tetto, ma uno strumento per fare in modo che tanti giovani e tante famiglie possano trovare la loro autonomia, quell'uscire di casa di cui tanti si riempiono la bocca ma che richiede interventi di questo tipo. Direttore, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie a te, a Luigi Calesso. È molto difficile la situazione della casa a Treviso, come dicevate, con l'impossibilità di trovare
case in affitto e prezzi molto alti per quanto riguarda la vendita. Ovviamente non vale solo per Treviso questo discorso. Andiamo in pubblicità ancora pochi istanti e poi torniamo in diretta con Focus TG. L'inchiesta sugli insulti nei confronti di Liliana Segre che via social ha ricevuto, vediamo intanto immagini della senatrice Segre che ha ricevuto minacce via social con ingiurie, improperi, davvero degli insulti pesantissimi. Qualcuno ha scritto addirittura era meglio se finivi come Saponetta, e questo è, per Liliana Segre è un affronto che ha fatto seguire con una denuncia per diffamazione. La Polizia Postale ha trovato i responsabili di questi insulti. Tra costoro ci sono 3 veneti, sono 24 gli indagati e c'è anche Chef Rubio e altri 3 veneti complessivamente che sono stati denunciati per questi insulti. È una notizia di poco fa. Sull'ipotesi di privatizzazione dell'ISAC di Bassano arriva la reazione durissima dei sindacati che chiedono chiarezza e annunciano il coinvolgimento della prefettura. La decisione dell'ISAC di Bassano di incaricare un avvocato di studiare la fattibilità di un cambio di natura giuridica, anticamera per alcuni di una privatizzazione dell'ente, ha causato una levata di scudi da parte della politica cittadina e dei sindacati. CGIL, CISL e UIL rispondono in modo unitario alla delibera del CDA e contestano tanto il metodo quanto il merito. Nel mirino delle sigle finisce innanzitutto la modalità del percorso, intrapreso senza un preventivo confronto, e questo vale in teoria anche per la città e per l'amministrazione comunale. Per l'ennesima volta ci siamo trovati a sapere le cose, come è successo in questi mesi, sulle esternalizzazioni giustificate da decisioni urgenti e immediate, a saperlo o da una delibera oppure dai media, insomma, ecco, o dai lavoratori che allarmati ci hanno messaggiato, telefonato e chiesto che cosa stava succedendo, insomma. I rappresentanti dei lavoratori vogliono che sia fatta chiarezza su questa situazione e fanno notare come un percorso relativo alle IPAB sia già nell'agenda della Regione. Quello che stupisce è anche la partenza di un tavolo tecnico in Regione Veneto per la modifica della legge regionale sulle IPAB, per cui questo balzo in avanti con uno studio di fattibilità. Chiediamo una risposta concreta sia ai vertici della Casa di Riposo e anche alle istituzioni locali e chi vorrà rispondere alle nostre domande. In soldoni il richiamo a un intervento è molto chiaro e riguarda l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e il sindaco Elena Pavan. In ogni caso la faccenda si è appena messa in moto con lo stato di agitazione che è già stato proclamato ed è stata coinvolta immediatamente pure la prefettura di Vicenza. Noi abbiamo proceduto in questa mattinata a proclamare lo stato di agitazione dei dipendenti dell'ISAC e a chiedere una convocazione urgente al prefetto di Vicenza proprio per verificare la legittimità di queste intenzioni che ha espresso il comitato di amministrazione. Servizio Ferdinando Garavello, che è responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa e anche di Padova. C'è anche lo stato di agitazione del personale dell'ULSS 7 Pedemontana per i problemi legati al punto nascite di Asiago. Vediamo. Scatta lo stato di agitazione del personale nelle unità operative del Dipartimento Materno-Infantile di Bassano, Sant'Orso e Asiago. La clamorosa iniziativa sindacale arriva per evidenziare una volta per tutte la situazione del punto nascite di Asiago dopo che l'ULSS 7, dopo 18 mesi di discussione sul tema con le sigle sindacali, non ha fornito risposte risolutive ai problemi del reparto. Quali sono questi problemi? Basta andare al nostro servizio del 20 settembre scorso per capire che la situazione va presa con le pinze. Turismo dei bebè in altopiano, ma la donazione di personale al punto nascite va contro le direttive ministeriali. Nell'inchiesta e nei servizi successivi ci si chiedeva se l'assenza di un pediatra H24 fosse in linea con le direttive ministeriali per quanto riguarda i punti nascite con meno di 500 parti all'anno.
Ora i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori ribadiscono che non ci sono le condizioni per rendere autonomo il punto nascite con organico dedicato, interrompendo la rotazione e supporto da parte delle altre strutture ospedaliere. Da qui nasce la decisione di proclamare uno stato di agitazione perché venga garantito un servizio sicuro per tutta la popolazione. Una nota unitaria dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori dice che l'attuale organizzazione, basata anche su turni di pronta disponibilità a carico di personale assegnato alle sedi di Bassano e Sant'Orso, pone a rischio il raggiungimento della struttura ospedaliera in maniera tempestiva anche per i rischi correlati al periodo invernale. Difficoltà che riguardano anche il personale. È fuori di dubbio che l'ospedale di Asiago sia fondamentale per il territorio e che il punto nascite debba rimanere attivo, ma le criticità riscontrate dai sindacati porteranno, in caso non arrivino risposte dall'azienda diretta da Carlo Bramezza, a una reazione fortissima. Ci sono brutte notizie per i cittadini del Veneto. Caro energia, titola il Gazzettino, a nord-est le bollette di gas e luce più care d'Italia, aumenti del 118% e anche le visite mediche costeranno di più per colpa dei rincari. Su questo sentiamo cosa ha detto Zabeo della CGA di Mestre. Sentiamo. Le famiglie e le imprese veneto l'anno scorso hanno pagato 10 miliardi in più di luce e gas. Ora i prezzi sono in calo, ma rimangono ancora molto elevati rispetto all'inizio del 2021. I nuovi aiuti previsti dal governo a partire dal prossimo aprile vanno rivisti e semplificati, soprattutto per le microimprese che fino adesso hanno utilizzato solo la metà dei bonus messi a disposizione. E questo era Paolo Zabeo della CGA di Mestre. Chiudiamo con uno scontro che è in corso tra il sindaco Brugnaro e la SAVE, la società che gestisce il Marco Polo di Venezia. Il sindaco ha proposto un aumento della tassa d'imbarco di 2,50 euro a passeggero. A questa decisione, per ora così non ancora ufficializzata, si oppone ovviamente la SAVE, ma il sindaco Brugnaro tira dritto. Vediamo. Ho sentito parlare di una tassa comunale di 6,50 euro che c'era già. È vero, ma non arriva nulla al comune di quella tassa. Se la sono mangiata tutti quanti a Roma, allora la cancellassero. Con questa forza economica cancellino una tassa comunale di 6,50 euro. A noi non arriva niente di questa. Cioè le cose bisogna farle con un po' di trasparenza. Dopodiché le minacce le rimando al mittente. Cioè, se credono che la gente venga con low cost a Venezia, è la stessa cosa che andare da altre parti, vadano da altre parti. Lo dico soprattutto al Presidente Marchi che si è amareggiato e mi dispiace, davvero mi dispiace, non è ironica la cosa. C'è una legge dello Stato che impone ai comuni di mettere delle tassazioni nel caso in cui abbiano bisogno di risorse. Noi abbiamo chiesto 2 o 3 anni fa, e credo che lo sappiano tutti, in maniera pubblica, 150 milioni all'anno per la legge speciale, 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni, cioè 150 all'anno. Perché nel 2024, lo dico adesso così ve lo ricordate, non ci sono più i soldi per la legge speciale, non abbiamo più una lira per sistemare ponti, masegni, situazioni particolari, speciali che ha Venezia. C'è una legge speciale su questo, non è più stata rifinanziata. Il Consiglio Comunale è sovrano, ha deciso che questa cosa era necessaria farla, dopo una nostra presentazione certamente, ma liberamente i consiglieri si sono espressi. E i sindaci fanno di tutto per impiguare le loro casse. Avete sentito anche la polemica dei sindaci del Veneto che sono contrari alla rottamazione delle cartelle perché dicono poi abbiamo meno entrate nei nostri comuni. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo lunedì alle 12. Arrivederci.